Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Continuiamo con la presentazione dei candidati per le prossime amministrative del 31 maggio 2015. Insomma, chi non l'ha riconosciuto, abbiamo a questa scrivania stamattina uno dei candidati alla presidenza della Regione Veneto, Flavio Tosi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Il candidato che è salito in corsa, si potrebbe dire, ed è candidato per chi in questo momento? Allora, candidato per la lista civica del sottoscritto, la lista Tosi, perché è da lì che sono partito ancora da sindaco 8 anni fa, e quindi è chiaro che stavolta lo scenario è quello veneto, da altre liste civiche che rappresentano il mondo autonomista, perché rispetto a quella che è stata l'esperienza con la Lega, purtroppo terminata diciamo violentemente per volontà di Matteo Salvini, i valori dell'autonomia e del buon governo rimangono, quindi diciamo una lista civica autonomista, la lista del candidato presidente, altre liste civiche, il partito dei pensionati e poi stiamo dialogando con Area Popolare, che sarebbe quello che a livello nazionale fa riferimento a UDC e NDC, ma noi abbiamo chiesto, NCD, ma noi abbiamo chiesto che si dia una connotazione civica e veneta, proprio perché lo schema è quello delle liste civiche, perché nel nostro Veneto, se noi andiamo a guardare oggi anche nei comuni, la gran parte dei sindaci oggi del Veneto non sono espressione di un partito, ma sono espressione molto spesso di liste civiche territoriali. E Forza Italia? C'è una parte che ha detto di sì a Zaia, però c'è una parte che, diciamo i fittiani, quelli che fanno capo a Leonardo Padrin, tanto per citare un nome, insomma, che strizza l'occhiolino a voi, magari non ha ancora deciso, ma sembra più vicino a Tosi che a Zaia. Diciamo che guardando la maggioranza dei consiglieri regionali uscenti che fanno parte della maggioranza, quelli stanno con Flavio Tosi in realtà, perché appunto se ci sarà l'alleanza con Area Popolare all'interno della Lega, un bel gruppo per un fatto di amicizia davvero, cioè, dopo tanti anni di battaglie insieme, un bel gruppo di amici è rimasto insieme a Flavio Tosi e li ringrazio per questo, e anche all'interno dell'area di Forza Italia diversi consiglieri uscenti hanno chiesto di confrontarci per lavorare assieme, perché ormai, e tutto sommato è meglio che sia così, la politica è fatta molto più sulle persone che non sui simboli di partito, e quindi gli elettori e anche gli eletti si confrontano tra persone più che per appartenenza politica. Lei parla di confronto sulle persone più che sui simboli di partito, perché si tratta di amministrative, oppure proprio alla luce della sua esperienza politica nell'ambito di un partito storico questa delusione la porta a pensare che non esistano più i partiti? No, non per quello, perché in realtà io sono stato 25 anni in Lega ed è una storia che per me resta una storia bellissima che non rinnegherò mai, e anzi, essendo stato espulso da Matteo Salvini, però appunto, come dicevo prima, i valori e gli ideali portati avanti in 25 anni restano quelli. Però anche quando abbiamo rivinto a Verona, quando abbiamo vinto a Verona nel 2007, la prima lista è stata comunque la lista Tosi, cioè più della Lega, più di Forza Italia, che era il centrodestra di allora, insomma un centrodestra forte. La prima lista che arrivò fu la lista Tosi. Nel 2012, quando abbiamo rivinto, era l'anno dello scandalo, quindi con la Lega purtroppo ai minimi termini, perché c'era stata la questione della Tanzania, i diamanti, la laurea in Albania, dei Bossi Junior, insomma esattamente in quell'occasione però anche lei fece delle epurazioni. No, semplicemente io corsi con solo la Lega e le civiche, perché lo schema fu quello. La Lega raccolse l'11%, che fu un risultato enorme rispetto a quel momento storico, perché poi la Lega in giro in Veneto si vinse solo a Verona, Cittadella e basta, come comunità abbastanza grandi. L'unica città capoluogo grande fu Verona, che si salvò, perché purtroppo il momento fu quello. Dicevo, la Lega raccolse l'11%, la mia lista civica, la lista Tosi, raccolse il 37%, altre liste civiche raccolsero altri 7-8 punti per arrivare al primo turno al 57%, e quindi per dire che lo schema civico di scegliere persone che al di là dell'appartenenza politica, perché a Verona il mio schieramento comprende persone di destra, persone di centro, persone di centro-sinistra, persone che la politica non l'hanno mai vista passare davanti al naso e hanno deciso comunque di mettersi in lista perché gli condividevano il programma della città. E quindi oggi secondo me è quello che i cittadini si aspettano di vedere delle persone delle quali loro si fidano
e si fidano a prescindere, cioè Flavio Tosi raccoglierà i voti che raccoglierà, non so se si arriverà al primo, secondo, terzo, questo lo decideranno i veneti, ma verrà votato perché Flavio Tosi, perché è 8 anni che governa la città di Verona e in 8 anni ha dimostrato come governa la città di Verona e sarà quella la pietra di paragone. Le liste famigerate per cui lei è stato espulso sarebbero state composte da questi cittadini pronti a governare il Veneto o effettivamente lei voleva imporre, come si è detto, i suoi uomini, come sarebbe stato in questi 5 anni di governo Zaia che stanno ultimando? Beh, diciamo che il meccanismo dell'espulsione nasce da una divergenza netta tra la Liga Veneta, quindi anche fra Flavio Tosi, tra la Liga Veneta e Matteo Salvini, perché lo statuto, insomma penso di avercela ancora la foto, me la sono tenuta, dell'articolo 39 dello statuto della Lega, perché poi alla fine è lì che si gioca la partita ed è lì che avviene lo strappo da parte di Salvini che cancella Tosi dalla Lega, eccolo qua, articolo 39. Il Consiglio nazionale, per la Lega il Consiglio nazionale vuol dire regionale, per come è organizzata la Lega, assume le decisioni in merito alle alleanze in occasione di elezioni amministrative e regionali ed approva le relative liste elettorali. Quindi lo statuto dice la Liga Veneta assume le decisioni per le alleanze e per le liste per le regionali, in maniera chiarissima. E quindi il Consiglio della Liga Veneta, presieduto da Flavio Tosi, ha detto a Salvini nazionale. Le liste e le alleanze in Veneto le facciamo noi, come in Lombardia le hanno fatte i lombardi, come in Emilia Romagna le hanno decise là, le liste e le alleanze in Veneto le decidiamo noi. Il candidato è Zaia e Zaia era, perché quando sono stato commissariato lo stesso giorno, questo accade quel lunedì famoso dove ci fu la rottura a Milano, in Consiglio federale a Milano la Liga Veneta, cioè Flavio Tosi, propongono Zaia candidato presidente e viene votato all'unanimità. Un'ora dopo viene commissariata la Liga Veneta da Milano, da Salvini, perché a quel punto quando si comincia a discutere di liste e alleanze, Matteo Salvini dice l'ultima decisione spetta a Milano, io gli dico per statuto ma per storia della Liga Veneta, la Liga Veneta è la madre della Lega, le decisioni le prendiamo in Liga Veneta e lui dice bene allora nominiamo lo chiamano facilitatore, poi sulla delibera c'è scritto commissario, nominiamo un commissario che deciderà lui, perché visto che non accettate che sia Milano a decidere, Milano commissaria al Veneto. Ma perché e la frattura nasce da lì. Ecco, ma perché Salvini si è intromesso nelle questioni venete? Perché il Veneto diventa un test elettorale nazionale importante o perché ha dovuto dirimere una contesa tra il segretario nazionale della Lega Nord e Liga Veneta, quindi Flavio Tosi e Luca Zaia? Secondo me i motivi sono due. Uno è un fatto che sta un po' nella storia della Liga Veneta e dei rapporti con Milano. Nel tempo successe prima di me a Fabrizio Comencini e prima ancora a Franco Rocchetta. Franco Rocchetta è il padre di tutta la Lega perché poi lui fonda la Liga Veneta dalla quale poi nasce la Lega Nord, che quando dalla Liga Veneta qualcuno fa capire a Milano che non andiamo a prendere ordine a Milano, qualcuno a Milano ti fa capire che comanda via Bellerio. E quella è diciamo un po' la storia purtroppo delle scontri per l'autonomia della Liga Veneta all'interno della Lega. Ma allora prima i Veneti, che è uno slogan... il problema è tradurlo in pratica, allora io per tradurlo in pratica insieme al Consiglio della Liga Veneta abbiamo mantenuto con coerenza la linea finché Milano ci ha commissariato. C'è qualcuno che invece tutto sommato era abituato a prendere ordine e gli sta bene prendere ordine. Lei non ha strappato con Salvini perché è saltato il patto del Pirellone? No, perché quello era una cosa che era precedente, il fatto che il famoso patto del Pirellone Salvini l'avesse violato era un fatto noto, ma ripeto, ho anteposto gli interessi del movimento rispetto a quel tipo di situazione. Poi è chiaro che nel momento in cui arrivi alle regionali e anche sulle regionali ti viene detto guarda ci sono delle regole interne che è lo statuto, però lo statuto non lo applichiamo per il Veneto e le alleanze e le liste le facciamo a Milano, a quel punto era inaccettabile la situazione, c'è stato il commissariamento, come Liga Veneta abbiamo respinto il commissariamento perché con 3/4 dei voti il Consiglio nazionale ha detto il commissariamento è addirittura irregolare rispetto allo statuto e a quel punto Milano è passata sopra espellendo Flavio Tosi. Dicevo l'altro motivo di fondo, che secondo me è il motivo vero, è un fatto di linea. Cioè Matteo Salvini quando viene eletto segretario federale, il patto del Pirellone, uno degli accordi che contemplava, quando io non presentai la candidatura a segretario in antitesi a Matteo Salvini, uno dei contenuti era, e glielo dissi chiaramente davanti a Maroni, guarda siccome io sull'euro
sono eurocritico anch'io, cioè nel senso che capisco anch'io che l'euro sia una gabbia costruita male a danno dell'Italia, a favore della Germania, ma non si può uscire. Ma uscirne è tecnicamente impossibile e da un punto di vista economico-finanziario è un suicidio, perché un paese che ha il debito dell'Italia, i conti dell'Italia, messa come messa, se noi oggi usciamo veniamo massacrati. E quindi gli dissi a quell'epoca, guarda che io sull'euro manterrò la stessa linea e dirò sempre queste cose. E lui mi disse, va bene, altrimenti poteva dirmi, guarda, non va bene e ti candidi contro di me segretario. Accettò questo, un minuto dopo essere diventato segretario federale, cominciò a dire che Flavio Tosi era fuori linea, perché diceva Flavio Tosi diceva, come dice, che dall'euro non è corretto uscire, perché tecnicamente non è possibile, perché serve, in Europa tutti gli accordi si fanno all'unanimità. E tutti gli accordi si esce all'unanimità, ovvero sia per uscire dall'euro tu devi avere il sì unanime di tutti gli altri Paesi membri, quindi o tutti gli altri ti dicono di sì o tu non esci. Quindi lei dice che da europarlamentare che è stato conosce meglio le regole di Matteo Salvini che attualmente ma più che altro io non sono un demagogo, lui fa demagogia e quindi dice usciamo dall'euro quando sa benissimo che non si uscirà mai dall'euro. Tsipras in Grecia, ecco, lui è l'Italia. È lo Tsipras italiano, dove Tsipras vince le elezioni in Grecia dicendo usciremo dall'euro, andremo dalla Merkel, gli facciamo un coso così, finisce le elezioni, vince Tsipras, diventa il capo del governo greco e va dalla Merkel a ricontrattare i mutui, a ricontrattare il tempo di scadenza dei prestiti, di uscire dall'euro non ne parla più, perché quella è l'unica strada che può fare la Grecia. E quindi per questo dico Salvini preferisce dare dei messaggi che sa benissimo che non si concretizzeranno, ma parlano alla pancia della gente. E su questo sicuramente uno dei motivi, secondo me, della rottura è questo, non è proprio un fatto di linea diversa. Mi scusi, perché non strappare prima con Salvini, visto che la sua politica demagogica non risale adesso, ma è un anno circa, perché uno dice, vabbè, ha strappato con Salvini nel momento in cui Salvini, portando la Lega dal 4 al 16%, ha conteso il ruolo di leader del centrodestra che spettava invece a Tosi, proprio sempre nell'ambito del patto del Pirellone. Ma perché io non ho mai strappato, tant'è che alla fine è stato Salvini ad espellere Flavio Tosi, perché ho sempre mantenuto con coerenza la mia linea all'interno della Lega. Ho sempre detto le stesse cose senza cambiare da una parte o dall'altra, diventando addirittura lepenista come è diventato Salvini. Sì, perché alla fine lei che veniva accusato di essere un po' fascista è diventato il paladino dei bolscevichi. Questo è il pensiero di Bossi, non so se riuscite a inquadrarlo, ce la fate a inquadrarlo bene. Allora, questo è quello che diceva Bossi come Lega Lombarda, Le Pen è fascista come i partiti di Roma. E Bossi diceva, questo è un manifesto della Lega Lombarda, il fascismo prevede che la forma dello Stato sia un fascio, cioè che lo Stato sia centralista. I movimenti autonomisti, tra cui la Lega Lombarda, sono invece l'antitesi del fascismo perché lottano per ottenere uno Stato autonomista. Paragonare quindi la Lega Lombarda al lepenismo è un falso. Quindi praticamente siamo passati da Bossi con la Lega Lombarda che dice guai a essere lepenisti, a Salvini che porta la Lega a essere alleata della Le Pen. Però Bossi non si è speso molto per lei, anche se qualche giorno fa ha detto se Tosi. Lei non è mai stato simpatico a Bossi. Esatto, Bossi al quale Flavio Tosi non è mai stato simpatico, siccome ha capito che la rottura che stava determinando Matteo Salvini era comunque dannosa per la Lega Nord, Bossi non l'ha fatto per Flavio Tosi né per simpatia verso Flavio Tosi, l'ha fatto per la Lega e ha detto a Salvini prova a mediare. Tant'è che la proposta di mediazione che fa Bossi, quel giorno la fa fra l'altro a Milano, in quel Consiglio Nazionale Federale, Bossi dice, siccome c'è questo dissidio che coinvolge Tosi e anche Zaia, Tosi e Zaia si mettono lì, fanno una lista civica, la fanno assieme e decidono insieme la civica. Salvini gli dice non se ne parla nemmeno, io riprendo la proposta Bossi, perché ripeto Bossi non può essere certo accusato di essere un tosiano, e mando una mail dicendo mi sta bene quella proposta, cioè che si faccia una civica dove Tosi e Zaia la definiscono assieme e ovviamente respingendo il commissariamento, cioè non esiste. Ma Tosi e Zaia erano d'accordo su questa lista 50-50? No, il problema è che Tosi e Zaia, ma Zaia questo lo ammette pacificamente anche perché non può negarlo, è che Tosi dal 19 di settembre è la data precisa, comincia a cercare Zaia e dire troviamoci a parlare di liste di alleanze. E Zaia in più occasioni dice ne parleremo con Salvini. Tosi allora lo dice a Salvini, troviamoci a parlarne perché bisogna decidere.
e Salvini dice verrò a parlarne in Veneto, finché si arriva poco più di un mese fa, quindi dopo mesi e mesi di balletto, parla e non parla e rinvia, dove si arriva a Vicenza e a Vicenza Zaia dice qual è il suo schema. Salvini dice le decisioni le prendiamo a Milano, io gli dico guarda che le decisioni le prendiamo in Veneto, e quindi siamo usciti dalla riunione 5 minuti dopo di fatto, perché le posizioni erano inconciliabili, perché nel momento in cui Salvini mi dice le decisioni le prendiamo a Milano, io dico guarda che lo statuto... Sì, ma era 1 contro 2 però. Era 1 contro 2 perché Salvini ha deciso di stare da una parte anziché stare in mezzo. Il segretario federale dovrebbe mediare. Andiamo avanti No, con rischiamo le di essere cose. noiosi, esatto, Sì, no, ma era doveroso anche spiegare un po' a tutti i telespettatori questa vicenda. Un'ultima cosa, più sentito Salvini? No, lo sentivo pochissimo anche prima, a dire il vero, e quindi non l'ho più sentito. E Anche Maroni, perché quando uno manca di però parola, credo quando uno mi manca di parola, tendenzialmente tendo a non parlarci più. E Maroni? Con Maroni è rimasto comunque un rapporto personale, perché il rapporto di amicizia e di rispetto, le tante battaglie fatte assieme, quelle non vengono cancellate dalle divergenze politiche. Lei 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa Ricostruiamo il Paese, i famosi fari, inizia un percorso per cui il movimento politico è stato accusato, di cui però la Lega era assolutamente consapevole, di una nuova linea, Ricostruiamo il Paese, che è un po' ripreso nello slogan, noi siamo quelli del fare. Adesso volevamo sapere il programma, e io non so, lei pensava di candidarsi alla presidenza della regione o non ci aveva mai pensato e l'ha fatto per ripicca nel momento in cui l'hanno espulsa, epurata, allontanata? Decida lei qual è il termine più appropriato. Allora, il termine tecnico è cancellato, perché Salvini mi ha mandato una delibera nella quale mi ha cancellato dall'elenco degli iscritti della Lega Nord, quindi la cosa più pesante, più dura che poteva fare, neanche l'espulsione di più, ma proprio cancellato. E aveva magari pagato anche la quota annuale. Sì, vabbè, ma quello non è il problema, mi terrò la tessera insieme a 25 altre tessere, perché fanno parte della storia della mia vita, più della metà della vita l'ho passata in Lega, quindi fanno parte della mia storia e ci resto affezionatissimo, come a tutte le manifestazioni e le battaglie fatte con la Lega, da attaccare i manifesti a gazebo, ai mercati e tutto quanto. E mi sono perso? Il programma. Il programma. Autonomia, questa parola allora, che sembra un po' anacquata. Allora, il programma lo stiamo costruendo, lo finiamo in questi giorni, perché insomma appunto siamo partiti alla Garibaldina. Quindi non aveva premeditato? Io non avevo liste, soldi, simboli, né programma fatto, tant'è che le liste e le alleanze le stiamo costruendo adesso. I soldi stiamo cominciando a raccogliere, noi abbiamo Zaia 700.000 euro messi dalla Lega, lo dico con certezza perché da segretario della Lega Veneta... Non è una campagna autofinanziata? Mica tanto, cioè se intende autofinanziata i soldi del finanziamento pubblico che vanno alla Lega, ma allora... dei candidati magari però in che realtà, parteciperanno. Sì, ma credo che faccia fatica a raccogliere la cifra che ha speso lui adesso, calcolati, ha già speso più di $500.000 solo per tutti i manifesti che ci sono in giro ovunque. Domani sarà qui e quindi lo chiederemo. E lei chiedetelo pure, come... ma che smentisca le cifre, che porti i contratti, ecco, perché lei invece siccome i conti si fa in fretta a farli, noi invece stiamo partendo adesso a raccogliere i fondi, perché i nostri sono solo fondi privati, quindi finanziamento privato come prevede oggi la legge, finanziamento pubblico ai partiti non ne abbiamo. Perché non siete neanche un partito poi alla fine. Siamo partiti così. Lista Tosi e liste civiche, lo ribadiamo, candidato di lista Tosi e liste civiche. Questo è lo schema, è un po' soli contro tutti. E dopodiché abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo tantissimo sostegno da tanti altri sindaci, perché poi la fortuna di essere sindaco e di aver lavorato come sindaco per 8 anni ti porta ad avere ottimi rapporti e di collaborazione con tanti colleghi che credono in questo schema, cioè tanti colleghi sindaci si riconoscono in questo schema e quindi quello è un punto di forza. È un consenso trasversale quello che sta raccogliendo? E che quindi è molto trasversale, perché i sindaci eletti con liste civiche, che sono tantissimi, si avvicinano e non è che hanno una targa Lega, Forza Italia, no, anziché PD, progetti e programmi. Hanno una targa locale, territoriale, con un progetto territoriale, quindi sì, si trovano bene rispetto a questo tipo di schema. Io la devo interrompere, do spazio alla pubblicità, ma torniamo tra un paio di minuti a questa lunga intervista con Flavio Tosi. A tra pochissimo, grazie. Siamo
Siamo tornati in studio con noi Flavio Tosi, candidato alla presidenza della Regione Veneto, lista Tosi e liste civiche. Chi non conosce Flavio Tosi, nella prima parte di questa puntata di 7 in punto abbiamo un po' raccontato quello che è successo, insomma una questione abbastanza nota a tutti. Adesso io vorrei entrare nel vivo appunto del programma, di un programma che lei ci stava dicendo, mi sono ritrovato dalla sera alla mattina a candidarmi, quindi sto mettendo a punto il programma e anche la campagna elettorale. Lei dice che insomma mi pare che sabato abbia inaugurato il primo gazebo elettorale, i primi striscioni. Come sta procedendo? Diceva che sarà una campagna finanziata da privati necessariamente, perché non essendo voi un partito di nessun tipo, quindi... Ma diciamo il finanziamento, appunto abbiamo aperto un conto corrente, chiederemo di dare dei contributi su quel conto corrente come prevede la legge. Dopodiché, al di là degli obblighi di legge, è una consuetudine che abbiamo mantenuto nel tempo e secondo me è una buona abitudine. Noi quando chiudiamo il conto corrente mandiamo in Procura della Repubblica l'estratto conto, dicendo, siccome poi c'è chi dice chi ti finanzia, chi non ti finanzia, perché l'elenco dei finanziatori non è pubblico, è un conto corrente, quindi è tracciato e viene comunicato all'Agenzia delle Entrate, perché comunque sono operazioni di finanziamento. Però per trasparenza noi mandiamo tutte le volte alla fine delle campagne elettorali in procura, mandiamo una raccomandata con l'estratto conto in modo tale che possano andare a verificare chiunque abbia versato €1 sul conto corrente. Per un fatto appunto, secondo me è corretto che sia così, perché non bisogna avere nulla da nascondere su chi ti finanzia la campagna elettorale. La gran parte dei finanziamenti, ho visto quando sono stato eletto nel 2012 sindaco, sono stato rieletto, il 90%, forse anche di più, è stato finanziamento privato, quindi esattamente la stessa cosa, finanziamenti che andavano dai 1.000 ai 2.000, dai €500 ai 5.000 al massimo. Quanto prevede di dover spendere per questa campagna? Allora, una campagna elettorale, io dico quello che potrò spendere io. Quello che potrò spendere io, diversamente da Luca Zaia, che ripeto ha €700.000, e di quello sono matematicamente certo, però ero segretario della E gli altri avversari, Berti, Lamoretti? Allora, Berti credo che non spenderà molto. Alessandra Moretti penso che spenderà diverse centinaia di migliaia di euro. Zaia, ripeto, parte da almeno 700.000. Poi in realtà ha speso più di $500.000 già adesso con le affissioni che ci sono fuori, perché in tutte le province ci sono tantissimi 6x3, tantissimi manifesti, tantissime fermate degli autobus con i suoi manifesti. Ci sono spazi ancora per Flavio Tosi? Beh, io ho la fortuna... No, perché lei parla con cifre e dati, ritengo che abbia avuto modo di verificare. Io ho la fortuna, io alla fine quindi spenderò molto meno, secondo me alla fine spenderò un quinto di quello che spende Zaia ora della fine della campagna. La fortuna mia è che siccome, essendo sceso in pista tardissimo, la data delle elezioni, che all'inizio doveva essere il 17 maggio, poi è finita il 31, perché sembrava che potesse andare prima, poi alla fine è andata il 31. Gli alpini, la e quindi questo ha portato che chi come Zaia era partito per tempo, convinto che fosse il 17, si è programmato la campagna in quel modo lì. Io che sono arrivato dopo, la campagna, la data si è allungata, e quindi ho il tempo adesso per uscire con i manifesti, perché cominceranno a uscire anche i miei. E girerà tutto il Veneto come fa Alessandra Moretti, che tutti i 579 comuni li visiterà? Io ho la fortuna che, siccome sono stato segretario della Liga Veneta per 3 anni, sono sindaco di Verona da 8. Parte avvantaggiato. Io il Veneto l'ho sempre girato in lungo e in largo, cioè io quando vado a Belluno, a Feltre, a Padova, a Vicenza, a Rovigo, a Treviso, ovunque, nei paesi grandi, piccoli e medi, in montagna come nella laguna, sono conosciuto perché li ho sempre girati, fra campagne elettorali, impegni istituzionali, in confronti con altri colleghi sindaci, c'è sempre stata questa opportunità, e quindi li rigirerò. Sono abituato, l'ho sempre fatto, quindi tant'è che anche in questi giorni sono in giro dappertutto, sempre però, mentre Alessandra Moretti, e gli va dato atto, poteva non farlo, gliene va dato atto, si è dimessa da europarlamentare e quindi lei fa solo campagna elettorale, però io dico va dato atto che si è dimessa dal ruolo di europarlamentare, anche se quasi certa di diventare comunque consigliere regionale, però poteva aspettare di finire la campagna elettorale e di mettersi dopo. Sono due posizioni diverse comunque, insomma. Io mantengo il ruolo di sindaco
E quindi tutti i giorni io vado in comune, mi faccio la posta, rapporti con i cittadini. Non da sindaco, forse perché... Ma diciamo che io le altre campagne elettorali le ho fatte sempre con la stessa coerenza, nel senso, uno, se verrò eletto governatore, ovviamente il ruolo di sindaco e di governatore sono incompatibili. Se non vengo eletto governatore, io la scelta che faccio non è quella di fare il consigliere regionale, io resto sindaco. L'anno scorso sono stato eletto eurodeputato. Ho fatto una campagna elettorale difficilissima perché quando mi chiedevano ma se viene eletto resta sindaco o fa l'eurodeputato, io dicevo no, resto sindaco, e quindi spiegare agli elettori che Flavio Tosi rinunciava, diceva votatemi per fiducia personale, mi dimetterò da eurodeputato, resterò sindaco rinunciando a un emolumento che è più del triplo di quello di sindaco, perché l'europarlamentare è il ruolo più pagato in assoluto, più pagato del consigliere regionale, più pagato del parlamentare italiano, più pagato del ministro italiano, il più pagato di tutti, c'è chi fa carte e facce per andare in Europa. Io mi sono dimesso da europarlamentare e sono rimasto sindaco, quindi adesso corro sapendo che tutti i giorni faccio il sindaco, cioè io tutti i giorni vado in comune, faccio tutto quello che devo fare come sindaco, perché non è che posso dire alla città di Verona per 2 mesi sbaracco e vi lascio lì. Io per 2 mesi faccio il mio dovere da sindaco e faccio il candidato con la fortuna che in Veneto sanno cosa ha fatto Tosi come candidato sindaco. Torniamo al programma perché vogliamo sapere quali sono i punti. Allora, autonomia, sanità, occupazione, imprese, sicurezza. Allora, autonomia di sicuro, è una battaglia che ho sempre portato avanti, tant'è che è un dettaglio che magari è poco noto. In maniera costituzionale, cioè qual è il Veneto per autonomo quello dico, che la un dettaglio intende? poco noto, quando il Consiglio regionale è riuscito ad approvare quella legge che prevede di istituire il referendum e di tenere il referendum per l'indipendenza del Veneto e uno per l'autonomia del Veneto. Siccome c'era un problema di costituzionalità, fu il sottoscritto in Consiglio della Liga Veneta a proporre che quel referendum si facesse non a spese pubbliche ma con finanziamenti volontari dei cittadini, perché siccome il problema dell'incostituzionalità c'è, perché se tu fai un'iniziativa, per quanto consultiva, perché non è che divide il Veneto dall'Italia, è un referendum dove tu dici ai veneti se vorrebbero l'indipendenza. E se qualora dicessero di sì? Qualora dicessero di sì, il risultato è un risultato politico, non è un risultato tecnico di dire si divide il Veneto dall'Italia. Le tasse rimangono qui, che è questo politico, che vogliono i veneti. È un risultato politico di dire a Roma, cioè se tu tenessi come Veneto un referendum sull'autonomia e vince addirittura sull'indipendenza, ma anche sull'autonomia, e vince a larga maggioranza, sì, io sono convinto, quello sull'indipendenza non lo so, quello sull'autonomia sicuramente sì, ci sarebbe un plebiscito. Quindi un peso politico diverso avrebbe quello andresti il a Veneto? Trattare con Roma dicendo guarda che il Veneto ha larghissima maggioranza, quindi non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è Lega, non c'è Nord, non c'è Sud, non è una questione di appartenenza, è un fatto di buona gestione del denaro pubblico e corretta amministrazione. La gente chiede autonomia perché non ne può più che una regione che produce tantissimo, che paga tantissime tasse, che dà allo Stato centrale almeno 11 miliardi all'anno, glieli dà, e indietro non arriva nulla e ogni anno arriva sempre meno, perché hanno tagliato ancora anche quest'anno soldi alla regione, hanno tagliato i soldi alle province, le province le hanno distrutte, al di là della finta riforma delle province che è stata fatta. Le province le hanno distrutte a livello di bilancio, le hanno dissanguate, adesso mi hanno detto dovete dimezzare il personale, avendo le funzioni, metà personale, e per quel personale i soldi non ci sono più, quindi è stato fatto un pasticcio. I comuni li stanno tagliando di anno in anno in maniera pesantissima, soprattutto quelli virtuosi, perché in Italia va tutto alla rovescia, e quindi la battaglia per l'autonomia fatta in questi termini è sacrosanta. E quindi dicevo, chiudo. Ma questa battaglia può portare dei risultati, perché poi la demagogia, no? L'utopia di illudere, perché la Lega alla fine, la Lega Nord per 20 anni ha illuso un po' questo territorio sul federalismo, l'autonomia, eccetera, eccetera. Perché la battaglia deve essere fatta in sede romana, con le regioni, in maniera trasversale, cioè se tu, ed è l'errore che ha fatto secondo me la Lega, comprensibile da un punto di vista di partito, ma sbagliato poi da un punto di vista del risultato, cioè se tu ne fai una battaglia di Lega, cioè dici io prendo Veneto, Lombardia e Piemonte, perché in quel momento erano tutti e 3 governate dalla Lega, e dico noi 3 regioni della Lega facciamo la battaglia contro Roma. Se tu la imposti così diventa non una battaglia per l'autonomia delle regioni, diventa una battaglia della Lega del Nord contro il Sud. Beh, Maroni non aveva questo progetto? Maroni aveva cercato l'unico di dire facciamo un progetto più allargato. Che mi ricordo un incontro a Venezia.
un progetto per cercare di allargare il consenso su questa operazione, perché se tu fai un'operazione nord contro sud non passerà mai. Anche perché sud fa lobby, il nord ma anche perché appunto il nord è molto meno bravo del sud a Lei fare che lobby. frequenta molto il sud, dicono. Io lo frequento moltissimo, ho moltissimi amici al sud e tantissima gente del sud. Verona è una città, è la 10ª città d'Italia come dimensioni, è la 3ª città turistica, è la 2ª piazza finanziaria. Cittadini del sud, nati al sud e che oggi vivono a Verona, ce ne sono decine di migliaia, e sanno chi è il sindaco Tosi, sanno come la pensa e sanno qual è il rapporto col sud, molto buono, che ha sempre avuto il sindaco. Ma perché? Perché anche la gran parte dei cittadini del sud vogliono il buon governo e vorrebbero l'autonomia del buon governo, cioè dire i soldi restino sul territorio e siano gestiti bene. La gente non vuole, certo, la gente non vuole clientele, mala gestione e spreco. È chiaro che se tu dai questa impostazione, allora puoi portare a casa, questo dicevo, la battaglia autonomista federalista devi far così, cioè dicendo chiediamo a tutti i cittadini di dare il consenso per governare bene e spendere bene i loro soldi. Se tu dici io faccio una battaglia dove contrappongo il nord al sud, quella battaglia lì la perderai sempre. Devo dare spazio alla pubblicità, torniamo in studio tra un paio di minuti, sempre con Flavio Tosi, grazie. Siamo tornati in studio con Flavio Tosi, le domande sarebbero tantissime, ma entriamo nel vivo del programma Sanità. Lei è sempre stato definito l'uomo potente della sanità del Veneto. Verona, il polo di Verona è cresciuto a dismisura, quasi adombrando Padova, ma al di là insomma, di tutto quello che si dice, la sanità è ancora d'eccellenza per il Veneto, quali progetti per il Veneto, l'ospedale di Padova, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tema importante che comunque conosco perché sono stato prima di diventare sindaco di Verona 7 anni in regione, dei quali 2 come assessore alla sanità, per fortuna è una materia che ho potuto approfondire e fra l'altro alcune delle riforme che oggi funzionano partirono quando immodestamente c'era stato sottoscritto come assessore, perché per esempio sulle liste d'attesa la prioritarizzazione delle richieste da parte del medico di base, la messa in rete dei medici di base per creare le cosiddette UTAP, quindi diciamo per avere un servizio che vada oltre gli orari stretti del singolo medico di base per fare appunto delle medicine di comunità, furono cose che partirono quando ero assessore io, quindi diciamo è un modello che per fortuna ho avuto modo di conoscere nel tempo. Le liste di notte? Le aperture di notte? Sulle liste di notte, lì misurando i risultati, che poi alla fine non è questione di fare polemiche perché è sbagliato, devi guardare i risultati. Il risultato è che in realtà le liste d'attesa con le prestazioni fatte di notte sono ridotte di pochissimo, perché spesse volte si sono ridotte le prestazioni durante il giorno per fare la sera, cioè non è che hai aumentato facendo altre prestazioni alla sera, le hai semplicemente traslate con un maggior costo, perché il personale nel turno serale e notturno costa esattamente il doppio che negli orari normali, diciamo. E quindi c'è stato sicuramente un aggravio di spesa considerevole a fronte di un risultato che dal punto di vista delle liste d'attesa ha inciso poco, perché ripeto la gran parte delle prestazioni non sono in numero aggiuntivo ma semplicemente spostate. Si potrebbe fare secondo me una cosa diversa, ovvero sia oggi il problema sono 2. Uno, bisogna usare di più la periferia, cioè non usare solo i grandi ospedali dei capoluogo, che uno dice vado là perché... Questa è la famosa medicina del territorio che il piano nuovo sociosanitario dovrebbe prevedere, però non hanno attivato, bisogna spingere di più in quella direzione. Bisogna fare in modo che si vada sempre di meno in ospedale per avere prestazioni specialistiche, cioè prestazioni specialistiche devi sfruttare meglio i distretti, devi sfruttare meglio il territorio, quindi devi mettere lì le risorse, sfruttare di più gli ospedali territoriali, devi fare degli accordi con medici di medicina di base che loro sono disponibili a farli, basta fare gli accordi corretti, cioè dicendo io da te mi aspetto questo risparmio di spesa generale, non risparmio sulla medicina, risparmio di spesa generale, e in base a questi parametri che definiamo assieme io ti metto delle risorse aggiuntive perché io come regione comunque ho un risparmio di sistema, e quindi tu devi avere una collaborazione più forte tra i distretti e i medici di base. E dicevo, per quanto riguarda le prestazioni, l'ospedale dovrebbe sempre di più dare le prestazioni per chi è ricoverato in ospedale, perché ovviamente quella è la priorità, e però lì si può fare riorganizzazione, ovvero sia fare in modo che
quando uno è in ospedale ricoverato, lui fa l'esame di routine che deve fare durante il ricovero, a parte quando c'è l'urgenza è urgenza, ma siccome si fanno tante prestazioni di routine, allora quelle le puoi organizzare in maniera da dire, siccome ho anche gli esterni, e gli esterni quelli sì hanno esigenze d'orario, che è ricoverato ha meno esigenze d'orario, uno che sta in ospedale H24, e allora cercare di tarare la riorganizzazione in maniera tale che l'interno, ripeto, salvo l'urgenza, che quella è la priorità assoluta, l'interno possa essere dislocato in maniera diversa in modo tale da avere maggior flessibilità verso l'esterno. Perché, ripeto, l'esterno ha delle esigenze di lavoro, di vita, o che il ricoverato, purtroppo per lui, ha maggior flessibilità. Il punto vero è quello di spostare la medicina sempre più verso il territorio, che comunque si è sempre fatto, l'ha fatto Tosi, è stato fatto dopo di Tosi, è sempre stato fatto anche prima di Tosi, quella è una tendenza generale. Però la coperta è sempre più corta. La coperta è corta, infatti quello che va fatto è favorire davvero il fatto che le famiglie tengano a casa loro gli anziani, cioè va fatto una scelta molto più forte in questa direzione. Però con sostegno, non abbandonati esatto, a loro quello stessi. Dico, una più forte, che vuol dire anche finanziariamente, perché in realtà il paziente in casa di riposo, l'ospite della casa di riposo ha un costo che supera i 3.000 euro al mese, questo è il costo, e talvolta viaggia anche di più. La regione ne mette grosso modo la metà. In realtà se tu facessi una scelta, si sta andando in questa direzione, non si è fatto abbastanza. Però le famiglie si lamentano che non hanno sempre meno supporto. Ma per quello sto dicendo, le famiglie, se tu le risorse, ma per quello sto dicendo, in realtà avresti un costo di gran lunga inferiore, se tu dessi un maggior sostegno alle famiglie perché tengano a casa l'anziano e lo curino. L'anziano ne avrebbe in termini di qualità della vita un guadagno enorme, perché stare a casa, anche a casa propria o comunque con i familiari, ovviamente non è stare in casa di riposo, che le case di riposo sono ben gestite, col personale che ha umanità e tutto, però casa propria è casa propria. Sì, però ci vuole il supporto ai familiari. E quindi quello altrimenti... dicevo, ma tu devi l'economia, le risorse spostarle lì, perché comunque è vero che dai qualcosa in più alla famiglia, ma tu ne hai un risparmio tale da un punto di vista delle strutture sociosanitarie, che comunque è un vantaggio far questo, e quindi questa è una scelta dove la Regione deve avere più coraggio e più forza. Quindi investimenti più sul sociale, secondo lei? Più sul sociale, più sul territorio, perché l'ospedale deve diventare, e sarà così perché non può essere diversamente, deve diventare veramente il luogo dell'emergenza. Uno in ospedale deve andarci perché ha un problema acuto e starci solo per il tempo dell'acuzia. È chiaro che però quando decidi quello, cioè decurti il tempo di permanenza ospedaliero, devi dare la struttura extra-ospedaliera. Quindi vuol dire della fase della convalescenza, a prescindere dagli anziani. E quindi vuol dire l'ospedale di comunità, perché se uno esce dopo una fase acuta e dici vai a casa, se è una persona giovane o comunque con i familiari ha un certo tipo di rete, se è una persona anziana non puoi mandarlo a casa. Oppure quando è una situazione intermedia, no, ma ci sono gli ospedali di comunità che sono una struttura spesso affiancata alle case di riposo, quindi con un costo diverso per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, dove per un determinato periodo di tempo traghetti il paziente che non può stare a casa, che costerebbe troppo in ospedale, ma sta in questa struttura intermedia. Quindi per questo dico, bisogna spingere di più su questo tipo di organizzazione, e dopo una cosa sulla quale bisogna essere più incisivi, perché si parla molto della riduzione delle USL, cioè dicendo le USL, c'è chi dice una per provincia, quindi 7. Stanno discutendo anche adesso durante la chiusura del bilancio. E si stava valutando un emendamento in quel senso. C'è chi dice oggi sono 21, ne dobbiamo fare 14. In realtà quello è un tema complesso, perché, e lo dico da ex assessore, perché uno dice ne facciamo una per provincia, intanto avresti comunque, per dire Belluno, anziché Rovigo ma Belluno ancora di più, che siccome è un territorio montano complicatissimo, però loro dicono difendiamo la nostra territorialità perché abbiamo veramente un territorio difficilissimo da raggiungere. Allora rischi che il dibattito si sposti su quel tema. La realtà qual è? Che tu invece, più che parlare di riduzione delle USL, devi mettere assieme i servizi, ovvero sia la logistica, il personale, tutto quello che puoi razionalizzare, come quello che si fa, cioè se tu fossi nel privato tutta una serie di cose standardizzabili le metti assieme. Ecco, ma allora... e quindi così riesci a spendere di più i soldi per la sanità vera
e spenderne di meno per tutta la parte che sta dietro, per il cosiddetto back office, quindi per tutta la parte logistica, distribuzione del farmaco, pratiche di ufficio, burocrazia. Lì devi stringere ed accorpare in maniera tale che lasci i soldi per la sanità vera in senso stretto. Parla di privato. Quanto la sanità privata, che è minimale nella partecipazione alla sanità pubblica in Veneto, però si è vista tagliare incisivamente i fondi e denuncia la sanità privata, è venuto a mancare un servizio, perché una risonanza in convenzione riuscivi a farla con dei tempi, perché appunto le realtà private hanno un'ottimizzazione, tant'è vero che adesso offrono dei pacchetti, no? Perché private, tutto privato costa meno tra un po' del ticket. No, infatti il rischio, quando ci fu la discussione sull'aumento del ticket, il rischio è che o il ticket è tarato anche sul costo della prestazione, ovvero sia è proporzionato, altrimenti il ticket rischia di essere talmente alto che equivale quasi, addirittura se non lo supera. Uno li fa meglio privatamente. O lo paghi tanto quanto e a quel punto uno dice vado dal privato e me lo fa prima. Sì, quindi devi appunto fare in modo di ragionare sul ticket, su questo. E questa può essere una risorsa la No, sul privato è importante che non venga né non dico una banalità, dico una cosa da assessore, quindi da ex assessore, sapendo quindi di cosa parlo. Non devi né penalizzarlo in maniera indiscriminata, cioè dicendo, in alcune regioni c'è questa logica, di dire il privato è cattivo quindi lo penalizzo, né favorirlo, in alcune regioni, non nelle nostre, in alcune regioni ci sono stati, e sono quelle che hanno gli sprechi più grandi, il privato talvolta è stato favorito a un punto tale che ti rappresenta il 40% della sanità nel suo complesso, tipo il Lazio, il Lazio. È stato gonfiato a dismisura e adesso hai un problema di troppi posti letto in generale, costi del privato eccessivi, e quando vai a metterci le mani sulla sanità pubblica la razionalizzi perché è tua, diciamo. Quella privata non è che puoi dire chiudo 5 ospedali, nel Lazio dovrebbero far questo, ma fanno più fatica a razionalizzare perché la sanità privata è troppo grande ed è molto più difficile andare lì a dire adesso chiudi 5 ospedali. Però questo il Veneto, non c'è in Veneto. Esatto, il Veneto invece ha un sistema equilibrato, dove la sanità privata vale grosso modo il 10% del sistema complessivo. E quindi se tu la rendi davvero concorrenziale, facendo degli accordi fatti bene, cioè dicendo quello che mi serve complementare alla sanità pubblica è questo, e fai gli accordi, il meccanismo deve funzionare così, non con lo scontro, con gli accordi, e devi creare anche competizione, ovvero sia la sanità privata al suo interno devi aprire il mercato, perché in realtà ci sono alcuni operatori che hanno la convenzione e lavorano con la sanità pubblica, pagati anche dalla sanità pubblica, altri sono completamente al di fuori. Tu invece devi creare competizione dicendo se io pubblico compro prestazioni, perché è quello che succede dal privato, se io compro prestazioni le devo comprare da chi me le fa con la miglior qualità al miglior prezzo nel minor tempo, e quindi devi creare una vera competizione positiva, tenendo conto che il privato, siccome ha dei costi suoi che il pubblico non ha, perché lo stipendio del dipendente pubblico nella sanità lo paga la regione attraverso le USL, il privato si paga tutto, quindi devi sempre tener conto di un equilibrio corretto. Il Veneto in questo è sempre riuscito a mantenere un equilibrio, ripeto, corretto, perché in realtà non ha né la sanità privata inesistente, né la sanità privata sovradimensionata, e serve ci sia competizione, perché se c'è competizione fra l'ospedale pubblico e il privato convenzionato, il cittadino, potendo andare dove vuole, li mette in competizione, perché in questo modo il pubblico deve comunque competere col privato, per forza, perché altrimenti uno dei due chiude. E questo è un modello che doveva mantenuto un grande equilibrio. Do spazio alla pubblicità, torniamo tra un paio di minuti ancora con Flavio Tosi, grazie. Ancora con noi Flavio Tosi, Verona, Padova, la sanità. Allora, Verona, Padova, la sanità. A parte che se appunto fosse vero che Flavio Tosi è colui che gestisce la sanità del Veneto, cosa che non è, se tutti dicono che la sanità del Veneto funziona bene, allora Flavio Tosi è bravo, no? A parte la battuta. In realtà Verona ha fatto una scelta lungimirante molti anni fa,
che è stata quella di fare un investimento, dove lì c'è stata fra l'altro Fondazione Cari Verona che ci ha messo 100 milioni di euro, quindi ha dato una mano enorme. Polo Confortini. Il Polo Confortini appunto, che è costato poco più di 200 milioni, quindi una spesa molto bassa rispetto alla qualità di quello che è stato realizzato. 32 sale operatorie, quindi la piastra chirurgica più grande d'Europa, eccellenza, e lì si è fatto un percorso di dire mettiamo le mani dentro l'ospedale anziché costruire un nuovo ospedale, ed è chiaro che se tu puoi far quello ti costa meno, perché far tutto ex novo altrove ha dei costi di viabilità, di servizi. Quindi è d'accordo con Bitonci per Padova? Allora, io dico quello che era la mia posizione da assessore. Io ero assessore alla sanità, Cestrone Adriano, direttore generale, ero d'accordo con Adriano Cestrone che si poteva provare a intervenire sull'ospedale facendo quello che era stato fatto a Verona. Butti giù delle parti, ristrutturi, fai il nuovo e per gradi. Uno dice è complicato ma a Verona se l'abbiamo fatta. A Verona, se lei diventasse presidente, quindi a Padova? No, allora ecco, l'unica cosa che io non vado a decidere in casa di Padova sarebbe scorretto, a meno che non Padova non decida, perché a quel punto decide la regione. Cioè, l'errore qual è? È che in 5 anni di mandato precedente, cioè l'ultimo mandato Zaia, non si è arrivati a definire il dove. Cioè tu vuoi farlo nuovo, lo fai nuovo e decidi dove. Vuoi intervenire sul vecchio, lo fai sul vecchio e decidi come farlo, ma non puoi lasciar passare 5 anni e adesso che sei in campagna elettorale dire avremmo trovato il posto, perché sono stati buttati via 5 anni. Verona si partì per tempo, si difese la scelta, quando ci furono delle spinte a dire blocchiamo tutto, perché è successo anche questo, blocchiamo tutto e ne facciamo uno nuovo fuori, difendemmo con le unghie e coi denti quella scelta dicendo i soldi ci sono, il progetto ci sono, lo si fa lì, e oggi Verona è andata avanti per questo. E questa è la politica del fare di Flavio Tosi? Questa di Flavio Tosi, diciamo che sarebbe come se chi governa deve decidere, cioè chi ha responsabilità di governo deve decidere. Si prenderà critiche, si prenderà complimenti, ma chi governa deve decidere. Quindi a Padova è mancata la decisione perché dovevi decidere se lo fai lì, se lo fai fuori decidi dove farlo, ma non puoi andare avanti 5 anni, anzi di più ormai, a dire e lo facciamo lì e lo facciamo fuori, ma se lo facciamo fuori lo facciamo qua. E allora per i padovani adesso che progetto lei avrebbe? Per i padovani chi governa la regione deve dire io chiedo alla comunità locale in tempi certi e rapidi, ma che un anno, in 6 mesi al massimo, mi determini dove è la tua proposta. I tecnici regionali decidono se la proposta lì è fattibile, perché poi è la regione che programma e ci mette i soldi, se è fattibile si fa lì, se non decidi in tempo o non è fattibile la regione decide lei e lo fa lei, punto, perché qualcuno deve decidere, ti confronti ovviamente nel caso di Padova con l'università, perché è chiaro che non puoi non parlare con l'università per una scelta del genere, perché l'azienda di Padova lavora moltissimo, vive sull'università, un po' come Verona, no? E quindi come Verona, esatto. E quindi devi fare, però il punto è decidere, darci un tempo e fare. Questo per quanto riguarda l'ospedale di Padova, perché io sono veronese e potrei dire, ma siccome il Veneto, la sanità veneta ha 2 porti di eccellenza che sono Verona e sono Padova e devono andare avanti Verona e Padova, non può andare avanti solo Padova o solo Verona, non basta né l'uno né l'altro, devono andare avanti tutti e 2. La sicurezza, per la sicurezza cosa decidere? I furti sono in aumento, uno ogni 2 minuti in Italia e anche in Per la sicurezza ci sono 2 tematiche, anzi 3. Una, gli sbarchi. Lo Stato doveva da un pezzo continuare con la politica di Maroni, che era stata quella di dire allora aveva fatto l'accordo con la Libia per bloccare gli sbarchi, cioè avevano dato i soldi a Gheddafi sostanzialmente. Però c'era Gheddafi, per dire, non c'è più esatto, allora cosa si può fare adesso? Siccome adesso c'è un casino scatenato dalla Francia, perché la Francia ha bombardato la Libia, hanno ammazzato Gheddafi e adesso c'è il casino, è stata una scelta assurda. Devi andare con le motovedette a pattugliare le coste libiche. Uno dice ma la Libia non c'è un governo, chi se ne frega se non c'è un governo? Se non c'è un governo peggio per loro, nel senso con tutto il rispetto, ma non è che perché loro non hanno il governo noi dobbiamo avere 200.000 clandestini che arrivano in Italia ogni anno. E secondo lei su questi barconi ci possono essere anche dei terroristi? ISIS? Beh, allora è chiaro che ci possono essere, anche perché su 200.000, anche perché non è che serve che ne arrivano 1.000, su 200.000 ne bastano 10, vero? E quindi siccome è il metodo più facile per fare arrivare, e allora quindi, ma al di là di quello, comunque è insostenibile il flusso, cioè economicamente non reggi più perché non c'è casa, non c'è lavoro, c'è una crisi nera, non puoi portare qua 200.000 persone all'anno e quindi bisogna pattugliare le coste libiche e rimandare indietro, non serve cannoneggiarli, se tu schieri le motovedette non partono più perché le mandi indietro, ovvio che se tu le devi mettere là,
Se tu le aspetti in mare aperto, è chiaro che quando sono in mare aperto ci sono gli scafisti che te li mollano lì e ti dicono ti saluto. Se tu stai sotto costa, impedisci di partire. Questo è uno. L'altro, a livello normativo, bisogna inasprire le pene, ovvero sia i reati contro il patrimonio, i reati contro la persona e lo spaccio, devono essere reati perseguiti duramente, con pene pesanti, e uno deve andare in galera. Perché in Italia uno ruba perché non va in galera, uno spaccia perché non va in galera, uno compie reati contro la persona perché non va in galera. Su questo punto siete quasi tutti d'accordo, no? Tutti sì, il problema è che bisogna farlo. E questo sì, perché un discorso è dirlo, un discorso è avere i parlamentari a Roma che poi bisogna vedere cosa fanno. Perché appunto purtroppo il governo Renzi ha fatto una recentissima depenalizzazione e quindi ha ulteriormente alleggerito le pene. Come Però se mi sembra che abbiano fatto un aggiustamento adesso hanno detto che aggiusteranno il tiro perché hanno capito cosa stavano combinando. Terzo punto, l'altro punto sono gli stanziamenti, ovvero sia, io sono uno che ci ha sempre creduto, tant'è che Verona è stata la prima città, allora ministro Baroni, Verona era fuori dal novero delle città che dovevano avere i militari. Io chiesi ed ottenni a Maroni di mandare i militari anche a Verona, dicendo: io chiedo come sindaco, io so che i veronesi gradiscono ad avere militari per strada e quindi partimmo per primi ad avere i militari per strada. Che ha ripristinato Alfano? Che sono stati ripristinati finalmente, che però appunto io come sindaco chiedetti ancora, quando ci fu diciamo, l'innovazione introdotta dal ministro Maroni, dicevo bisogna stanziare soldi, cioè la regione deve mettere soldi su quello. Sul bilancio non è ancora stato approvato, è partito con 60.000 euro su tutta la regione, con un fondo ridicolo, è stato fatto un emendamento per portarlo a 5 milioni, adesso ce n'è un altro per portarlo a 10, perché è chiaro che oggi la cosa che tu devi fare è pubblico e privato, non solo il pubblico, dare finanziamenti almeno per gli impianti d'allarme, per la sicurezza, telecamere, perché quello è un deterrente. Le aree videosorvegliate sono meno oggetto di crimini perché comunque ci sono dei deterrenti. Poi devi mettere in rete il sistema, ovvero sia le telecamere a livello almeno provinciale devono essere messe a rete, quindi vi saranno degli stanziamenti in maniera tale che le targhe che passano, siccome oggi ci sono le tecnologie, e allora tu puoi sapere una targa che passa sotto una qualsiasi telecamera in tempo reale se è una macchina rubata, se è una macchina che appartiene a un pregiudicato, cioè tu puoi avere dei sistemi come fanno in America non sono più intelligenti di noi, semplicemente hanno usato queste tecnologie per tempo, in maniera tale che una maggior sorveglianza dà esito a minor crimine. E c'è il rischio che ci sia una corsa alla difesa fai da te? Beh, nel momento in cui lo Stato non te la garantisce, il cittadino si difende. Io sono un cacciatore, io ho il porto d'armi, ho armi in casa, dormo con la pistola in camera, ma non lo dico per fare lo sceriffo, per fare l'eroe. Io ho l'antifurto, le sbarre, se però mi entrasse qualcuno in casa mi difendo. Parliamo di occupazione, di sostegno all'economia, purtroppo ci sono molti disoccupati anche in Veneto. Quali progetti del suo programma? Ma bisogna intanto sburocratizzare, la regione deve essere una macchina burocratica efficiente. Io faccio l'esempio, non è che dico di Verona perché per parlare di una realtà, ma per fare un esempio concreto. Noi abbiamo il settore dell'edilizia privata, che è quello che ha i maggiori rapporti verso l'esterno, perché appunto rilascia le pratiche edilizie. Noi abbiamo il 100% dell'informatizzazione, cioè tutte le pratiche oggi sono totalmente informatizzate. Questo per dire cosa si deve fare, cioè si deve fare in modo che una pratica burocratica, deve essere il più possibile informatizzata, tempi certi e rapidi di conclusione delle procedure. La Regione, che ha tante competenze da un punto di vista burocratico, dovrebbe averne il meno possibile. La Regione per legge dovrebbe essere, per istituzione, cioè come legge istitutiva delle regioni, dovrebbe essere solo un ente di programmazione, punto. Cioè programma, fa scenari, governa i percorsi ma non fa gestione. La regione fa ancora troppa gestione, la gestione dovrebbero farla le province e i comuni, non la regione. Però quelle pratiche che comunque gestisce ancora la regione, che sono ancora troppe, dovrebbe sburocratizzare, dovrebbe rendere semplice e rapido il percorso. Un'altra investimenti, aiutare i giovani, start-up, mettere dei milioni, Veneto Sviluppo funziona? Allora, la sburocratizzazione comunque è un vantaggio di sistema. Se tu alle imprese, ai cittadini e alle famiglie gli dici per fare la singola cosa ci metti molto meno tempo e molto meno soldi per le pratiche, questo è un grande aiuto allo sviluppo. Infrastrutture. La Regione deve fare infrastrutture, deve favorire le infrastrutture. Non grandi opere necessariamente? No, grandi opere, nel senso io per esempio ho visto... La Orte Mestre è stata La Orte Mestre, allora, se è stata bloccata, e qui noi abbiamo due esempi, uno nazionale e uno regionale. L'esempio regionale è la Via del Mare.
Se la Orte Mestre è stata bloccata perché non è ritenuta prioritaria, allora si dice che non è prioritaria, è giusto non farla. Se invece è perché ci sono gli scandali, tu non puoi bloccare un'opera pubblica perché c'è uno scandalo. Faccio l'esempio della Via del Mare. Sulla Via del Mare c'è una delibera della Regione, che è una delibera è del 27 di gennaio di quest'anno, una delibera della Regione che dice: siccome sulla Via del Mare c'è un'indagine della Procura, blocco la procedura. Allora, se tu in Italia dovessi bloccare tutte le opere pubbliche dove c'è un'indagine, tu in Italia non fai più un'opera pubblica per i prossimi 20 anni, perché ci sono le indagini su tutto, ci sono le indagini sull'Expo, le indagini sul Mose, le indagini sulla TAV, no, e quindi sto dicendo, tu devi essere trasparente, comportarti regolarmente, la magistratura fa il suo corso e fa le sue indagini, ma tu non puoi bloccare una procedura amministrativa se si apre un'indagine, perché allora tu le procedure amministrative in Italia non ne fai più neanche una. Lei prima ha parlato insomma della sua esperienza amministrativa in Comune a Verona che è stato al centro di scandali, alcuni macchina del fango, altri oggettivamente ci sono state delle persone che hanno commesso dei reati per cui sono state condannate. Rosy Bindi, Presidente della Commissione Antimafia, qualche giorno fa ha detto insomma voleva l'accesso agli atti del Comune. Ma allora ci sono stati un paio di condanne in primo grado, e in Italia sappiamo che, non per criticare la magistratura o la giustizia, ma insomma le sentenze cambiano molto spesso dal primo grado all'appello. Basta pensare a Silvio Berlusconi, che è stato condannato a 7 anni in primo grado e con le stesse carte assolto in secondo grado in Cassazione, che se fosse stato sfortunato e si trovava il collegio giudicante dell'appello in primo grado e quello del primo grado in appello, si prendeva la soluzione in primo grado e la condanna in secondo. E Silvio Berlusconi non è tra i suoi esatto, tra le sue cito simpatie. un esempio di chi magari non è fra le particolari simpatie del sindaco di Verona, ma per dire in Italia che la giustizia è vero che bisogna aspettare il terzo grado, perché purtroppo le sentenze vanno in su e in giù in maniera molto casuale talvolta. Però dicevo, c'è stato un caso che ha riguardato il dirigente di un'azienda pubblica e un caso che ha riguardato il mio ex vice sindaco. E questa è una cosa, che è una questione individuale, aspettiamo gli altri gradi di giudizio per esprimere poi un verdetto finale, ma riguardano le persone. Tant'è che sia sul caso, il sindaco di Verona, che credo sia abbastanza un record sommato, io credo di essere uno dei pochi, dovrei fare gli scongiuri e altri scaramantici, io credo di essere uno dei pochi sindaci, io sono sindaco da 8 anni, io non ho mai avuto un avviso di garanzia per un reato con la pubblica amministrazione, mai in 8 anni, mai stato indagato, perché insomma per me l'onestà e la disonestà, come prevede anche la legge, sono un fatto individuale, la responsabilità penale è individuale e una persona è onesta o disonesta non perché fa politica o perché fa parte di un determinato partito. Se tu sei onesto, se sei un ladro, sei un ladro. E questo vale per chi fa politica, vale per chi è nella pubblica amministrazione, vale per chi ha potere decisionale anche in altri organi pubblici purtroppo. E questo per dire che quella vicenda che ha riguardato Rosy Bindi, che è venuta a Verona con l'antimafia, viene a Verona con l'antimafia, poteva andarsene in Emilia, magari, e spiego il perché dico poteva andarsene in Emilia, perché prende spunto dall'inchiesta Emilia. L'inchiesta Emilia, che si chiama Emilia non per caso, ma perché parte da alcune città dell'Emilia Romagna. E Rosy Bindi viene a Verona. Viene a Verona con la commissione antimafia. La commissione antimafia non è la DDA o la DNA, cioè la procura e la magistratura. No, che sono è una commissione parlamentare fatta di parlamentari. Che è fatta di politici e non di politici, esperti. E quelli che vengono lì sono stati, fatalità, a Verona erano tutti del PD, area non renziana, la Bindi è contro Renzi, e questo perché purtroppo certe volte ci sono dei meccanismi che risentono anche di beghe politiche interne. Grillini, un unico parlamentare del centrodestra che si dissocia da quello che ha detto la Bindi, tutti gli altri erano o Grillini o centrosinistra, e la Bindi dice vado a Verona perché l'inchiesta Emilia c'è un imprenditore che ne è stato coinvolto. E allora la Bindi o è stata scorretta o è stata superficiale, perché invece le carte me ne sono andate a guardare. Abbiamo ancora un minuto. Io leggo 3 righe che riguardano quell'imprenditore che non ha mai vinto un appalto a Verona. A Verona non c'è un appalto in 8 anni che sia stato verificato, che sia finito sotto gli occhi dell'antimafia, non c'è un dirigente o un dipendente che sia indagato per reati mafiosi, e su quell'imprenditore lì, che nulla ha a che fare col comune di Verona, è stato incarcerato e scarcerato, e dicono i magistrati che l'hanno scarcerato, questo è gli atti del tribunale,
E dice chi l'ha scarcerato, a parte le considerazioni che seguiranno a riguardo degli elementi probatori raccolti dalla polizia giudiziaria, il primo dato di fondamentale rilievo e assorbente in ordine all'esclusione del delitto estorsivo è reperibile dalla documentazione depositata dalla difesa. I difensori, dicono i magistrati che lo scarcerano, hanno allegato e dimostrato documentalmente, cioè i magistrati che l'hanno scarcerati dicono che la difesa ha portato le prove che il reato estorsivo non c'è. Allora Rosy Bindi, vatti a leggere le carte prima di venire a dire fesserie. Ma non sarà che Rosy Bindi le vuole far pagare la sua simpatia per Alessandra Moretti? Si dice, ho letto, lei farebbe perdere Zaia per far vincere la Moretti perché Renzi gli ha promesso un ministero. Allora, a Tosi di Carrega è meglio non parlare perché appunto mi sono dimesso dal Parlamento europeo l'anno scorso, poi stavo stare là 5 anni, strapagato, con molte meno responsabilità, ma ho preferito continuare a fare il sindaco di Verona. 1. 2, per quello dicevo prima, la Bindi non è renziana. La Bindi cosa fa? La Bindi attacca Flavio Tosi. Per attaccare la Moretti? Attaccando Flavio Tosi di fatto favorisce l'antagonista di centrodestra che è Luca Zaia. E favorendo Luca Zaia danneggia la Moretti, e siccome lei vuole fare i dispetti a Renzi viene a fare sta cosa. Allora i dispetti a Renzi e la propaganda elettorale con l'antimafia la Bindi la va a fare in Emilia Romagna, siccome l'inchiesta si chiama Emilia, vai nelle città dell'Emilia Romagna e magari qualcosa di trovi. Tosi si candida perché? Tosi si candida perché vuole vincere? Ah beh, di sicuro. Io ho avuto la fortuna, devo dire anche il sostegno degli elettori, che tutte le volte che mi sono candidato a sindaco, ero parlamentare, è andata bene, quindi io speriamo che vada ancora così. Ringrazio Flavio Tosi per la sua cortesia, torniamo con 7 in punto domani mattina, grazie durante la giornata dell'edizione del TG, arrivederci.